Lui, lei e quella relazione nascosta. Troppo nascosta per uno dei due elementi della coppia. 77 anni lei, 72 lui. Fernanda voleva uscire alla luce del sole, costasse quel che costasse, ma si è trovata di fronte il muro di chi voleva conservare la sua doppia vita, anche se questo significava uccidere. Lo ha fatto, per gli investigatori, Pietro Di Salvo, vicino di casa di quella Fernanda Paoletti trovata morta il 4 giugno scorso nel suo appartamento di Verona, dal figlio preoccupato perché la mamma non rispondeva al telefono. Riversa a terra, collo legato a un laccio stretto a un termosifone. Suicidio? La polizia non ci ha creduto mai un momento, troppo anomala quella scena del crimine. L'assassino aveva tentato di simulare il gesto estremo e così è partita una indagine lampo. Fernanda, separata da molti anni, aveva iniziato da tempo una relazione con l'uomo, suo vicino di casa, sposato e padre di 2 figli. Ma il tempo passava e Fernanda voleva rendere ufficiale quel sentimento che invece per Pietro doveva restare clandestino. Proprio l'analisi delle frequentazioni sentimentali della donna ha portato i poliziotti sulle tracce di Di Salvo, con il quale la vittima si incontrava ogni lunedì all'insaputa del figlio. Nell'ultimo faccia a faccia il diverbio fatale, una lite accesa, ha confessato Di Salvo ai poliziotti, al culmine della quale l'uomo ha strangolato la donna con una corda, tentando poi di simulare il suicidio. Poi Di Salvo, colto da un malore, si è fatto anche ricoverare in ospedale. A inchiodarlo sono state le tracce del DNA su quel laccio. Al momento il 72enne è piantonato in ospedale in attesa di essere condotto nel carcere di Montorio.